A tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora stamattina i giornaloni sono particolarmente preoccupati, spaventati, indignati dalle ultime esternazioni di quello che è ufficialmente, possiamo dirlo ormai, il presidente degli Stati Uniti, visto che, come sapete, è stato ratificato in congresso il voto dei grandi elettori, Donald Trump. Uscite che giustamente oggi il direttore di Libero, Mario Secchi, nel suo editoriale definisce iperboliche, facendo però notare che questa attitudine iperbolica si inserisce perfettamente nella storia, nella tradizione diplomatica americana. Tutti i presidenti della storia recente hanno sfornato uscite irrituali, affette da gigantismo manifesto, eterodosse, che poi venivano compensate, attutite, venivano inserite in un'azione diplomatica del deep state e venivano calmierate da quel sistema dei contrappesi della democrazia americana che hanno escogitato i padri fondatori. Questo dice oggi sostanzialmente Secchi nel suo editoriale, ed è proprio una fotografia della storia istituzionale americana. Ma noi vorremmo dire ai giornaloni che non solo non bisogna essere spaventati dalle uscite sicuramente irrituali di Donald Trump, ma paradossalmente noi uomini liberi, noi appartenenti al mondo libero, dovremmo esserne entusiasti. Sì, perché riepiloghiamole un attimo, sicuramente nel loro gigantismo apparentemente fuori luogo. Trump ha detto, ha ribadito, diciamo, che il Canada dovrebbe diventare il 51esimo Stato dell'Unione, dicendo che gli Stati Uniti useranno la leva economica per raggiungere questo obiettivo, con questo alludendo alla bilancia commerciale ultra sbilanciata a favore del Canada. Che il Golfo del Messico verrà ribattezzato Golfo d'America, in effetti gli Stati Uniti insistono su questo golfo, e che è ora di riprendersi il canale di Panama, che fu una grande impresa ingegneristica, geopolitica americana e che oggi è di fatto gestito dai cinesi, cioè dalla potenza imperiale totalitaria, en passant, che sta sfidando l'egemonia americana, non esattamente un dettaglio. Allora queste tre provocazioni prese isolate nel loro senso letterale sono appunto ovviamente iperboliche. Però cosa evocano, come hanno notato molti analisti seri e quotati, cioè non dei desperados con la bandana confederata? Evocano una sorta di aggiornamento della famosa dottrina Monroe, quella con cui gli Stati Uniti iniziarono a diventare grandi all'alba quasi della loro storia, no? Prende il nome da uno storico presidente americano del primo Ottocento la dottrina Monroe sostanzialmente diceva che ogni iniziativa imperiale presa dal continente europeo verso il nuovo mondo, sul continente americano, sarebbe stata giudicata un atto ostile dagli Stati Uniti, con ciò certificando sostanzialmente che il continente americano è sfera di influenza geopolitica degli Stati Uniti, inserendo un diaframma tra il continente americano e le vecchie potenze europee e quindi creando le premesse perché gli Stati Uniti diventassero potenza regionale, continentale e poi in proiezione globale. E questo ci sembra il senso recondito, al di là delle iperboli, di quello che ha detto Trump. Una sorta di aggiornamento della dottrina Monroe con ovviamente non più l'Europa, ma la Cina nel mirino. Cioè Trump sta ricordando al Partito Comunista Cinese, non a caso cita il canale di Panama, che il continente americano è sfera di influenza degli Stati Uniti, e questo ha a che fare con la vera partita della contemporaneità, che è quella che si svolge sul Pacifico, una cosa che diceva anche Barack Obama, no? Che è l'antitesi di Donald Trump, è un dato della geopolitica contemporanea. E a noi sembra così interpretata una buona notizia il fatto che il presidente americano suoni un alto là alle velleità imperiali cinesi. E questo si tiene anche col caso della Groenlandia, ovviamente, perché pochi hanno notato una sfumatura decisiva. Anche in questo caso l'iperbole trampiana suona così: la Danimarca dovrebbe cedere la Groenlandia agli Stati Uniti per proteggere il mondo libero anche dalle navi cinesi e russe.
Cioè, cosa sta dicendo Donald Trump? In Groenlandia si gioca di nuovo un'enorme partita geopolitica che ha a che fare con l'Artico, con lo sfruttamento dei ghiacciai, il dominio dei mari, che oggi appartiene in modo incontestato agli Stati Uniti, ma non è un dato acquisito per sempre, e cita espressamente le navi cinesi e russe, tra l'altro facendo piazza pulita per l'ennesima volta del luogo comune per cui lui sia una sorta di amico, addirittura di burattino di Putin, che è una leggenda dura a morire ma falsificata dai suoi 4 anni di governo. Ma lui sta dicendo alla Danimarca: avete chiaro la portata e anche l'impegno che richiede la partita geopolitica sulla Groenlandia? È uno snodo dove si gioca la partita tra mondo libero e autocrazie o dittature esplicite. A noi sembra meglio che il Presidente degli Stati Uniti abbia questa coscienza, ci sembra meglio una Groenlandia egemonizzata dagli Stati Uniti piuttosto che dalle, virgolette, navi cinesi e russe. Poi c'è l'ammonimento, per usare un eufemismo esplicito, ad Hamas, quando Trump dice: se non restituite tutti gli ostaggi entro il giorno del mio insediamento, cioè tra una decina di giorni, scatenerò l'inferno in Medio Oriente. Nessuno aveva mai rivolto un affondo così profondo e ultimativo alle canaglie islamiste di Hamas. E questa è una ottima notizia per chiunque dia ancora senso alla libertà. Allora, questo è forse il punto finale, cioè l'abbaglio di chi aveva dipinto Trump come un isolazionista. Detto che nessun presidente americano può essere tecnicamente isolazionista. Trump non lo è affatto, sicuramente non lo è Trump. Anzi, Trump, quando dice che l'America deve tornare grande, intende anche l'America nella sua vocazione imperiale. Musk addirittura instaura un'analogia esplicita con l'impero romano. Non è però uno che sovraespone l'America nel mondo anche con afflato retorico idealistico per esportare il modello di vita democratico ovunque, tesi che si è rivelata essere un abbaglio. Cosa dice però Trump alle canaglie globali? Dice: l'America c'è anche come impero, l'America anzi è pronta a tornare, fa quello che diceva Theodore Roosevelt, cioè mentre in altre circostanze sorride a tutti, perché ha trattato anche con tutti i dittatori nell'interesse del mondo libero, mostra sempre un nodoso bastone. Trump sta mostrando il nodoso bastone americano. Queste apparenti iperbole, interpretate in questo senso realista e rooseveltiano, nel senso di Theodore, è un avviso alle canaglie globali. E dal nostro punto di vista, sì, è un'ottima notizia. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.